Professor Enzo Alessi, al termine di un percorso letterario che ha visto tanti ragazzi assistere alla spiegazione, alla lettura, alla consultazione di tanti testi non solo siciliani ma anche italiani. Questa biblioteca del Leonardo è molto ricca di libri. Ebbene, io ho voluto contribuire in questo periodo in cui la preside, la dottoressa Zaierna, ha voluto lei questa mostra del libro, contribuire con alcune pubblicazioni che avevo e farlo per tematiche. Quindi Leonardo Sciascia nei 30 anni dalla morte, ovviamente 500 anni di Leonardo da Vinci, i libri sulla legalità, i libri sul dialetto siciliano, i libri sulle lotte contadine del passato, ma anche libri che parlano tutti sulla Resistenza, sulla Costituzione. E in questa maniera ho intrattenuto per alcuni giorni diversi ragazzi di varie classi e tutti si sono mostrati eccezionalmente interessati ai libri, specialmente degli autori contemporanei che nei programmi scolastici vengono trattati poco. Io faccio qualche esempio, ma Pasolini per esempio, oppure anche Giorgio Bassani, Gianrico Carofiglio, lo stesso Andrea Camilleri, Leonardo Sciascia, sono poco trattati. Ebbene, questo ci ha dato la maniera di poter guardare libri, di poter parlare di libri, e ragazzi con cui mi do appuntamento anche per il futuro per parlare in particolare di qualche libro, specialmente ragazzi di maturità, e questa è una cosa bella e devo sottolineare l'impegno di questa scuola che crede fermamente nel valore della biblioteca e dei libri.